Giovedì 19 maggio siamo le solite, faccio un breve riassunto di quello che è successo dallo sgombero di Natale, dove eh, ho fatto gli ultimi video ad oggi. Conseguentemente allo sgombero ho avuto un aggravamento dello stato depressivo che non mi ha permesso di formulare documenti in rete, di seguire le mie cose come avrei dovuto. Sono uscito talune volte da casa, pochissimo, solitamente per andare a seguire come mi è possibile il fatto dei miei, dei miei procedimenti penali, che è ancora tutto sospeso, ma andiamo per punti. Allora, da quando sono rimasto economicamente con le pive nel sacco, sul, cioè non ho soldi, ho fatto una domanda di sussidio per povertà ai servizi sociali di Monfalcone. Il mio assistente sociale di riferimento, dottor Minato. Il dottor Minato, allora, cosa è successo? È successo praticamente che per fare la domanda di sussidio per povertà, che dopo entreremo nel dettaglio di cosa sia questo sussidio di povertà, avevo bisogno di presentare un documento per il quale dovevo andare presso i sindacati. Allora, il dottor Minato è il mio referente ai servizi sociali da quando, per avere un punto di riferimento temporale di quanto è durato questo procedimento, da quando c'è stato un ulteriore avvicendamento per competenze tra il personale, il che comporta che io ho incominciato questo iter a gennaio di quest'anno, e siamo a, dai, boh, siamo a quella data che ho detto prima, insomma. Allora, cosa è successo? Avendo bisogno per presentare la domanda di disoccupazione, io ho fatto presente questo mio stato di salute al dottor Minato, che ha rifiutato categoricamente di presentarsi presso il mio domicilio adducendo motivazioni, non adducendo motivazioni, non dando spiegazioni, eh, non dando nessun, non dando nessuna spiegazione a questo rifiuto di carattere tecnico-legislativo. Quindi io sono al punto in cui ho concluso che lui si è incaponito, che io devo andare agli sportelli quando gli dico da 5 mesi che non riesco a farlo. Allora, cosa è successo? È successo praticamente che i servizi sociali sono d'accordo con un'associazione di pensionati per fare, diciamo, delle forme di accompagnamento. Tra l'altro, apro una piccola parentesi: questo è quello che io ho prospettato all'assessore Morsolin Cristiana, assessore uscente della giunta di Monfalcone, come linea programmatica, che questa sinceramente mi ha fottuto, ho fatto propria, mi ha lasciato nella merda, non mi ha nemmeno menzionato in nessuna sede quando ha realizzato queste cose, e questo fa parte di, perché io ce l'ho tanto con la sezione del comune di Monfalcone di Rifondazione Comunista. Questo e altri motivi che poi adesso non è il motivo per cui sto registrando questo filmato. Allora, abbiamo questo accompagnamento dove io comunque dovevo andare di persona, no? Cioè, questo accompagnamento, passano 2 mesi e non si realizza ancora questo appuntamento con questo volontario di una fantomatica associazione
di pensionati. Fatto specie, io mi sono rotto i coglioni perché i soldi non ne ho bisogno, visto che avevo delle bollette della corrente da pagare, già in arretrato, e mi presento di persona al sindacato facendo solita confusione mia mentale, mi presento una volta quando non c'era nessuno, prendo l'appuntamento una seconda volta, attraverso i servizi sociali, prendo appuntamento una seconda volta, vado a fare questo ISEE pari a zero perché uno che è disoccupato, firmo 2 autocertificazioni e mi danno questi ISEE pari a zero, dopodiché mi devo appena andare a un incontro con il dottor Minato per presentare la domanda, il che ha comportato una perdita di tempo mostruosa, no? E questo contravviene al principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, tra l'altro, no? Dove l'amministrazione locale deve rimuovere questi impedimenti, no? Se per rimuovere un impedimento io devo perdere più di due mesi di tempo, cioè è rimuovere un impedimento che è un impedimento se stesso, no? Ecco, boh, lasciamo stare che un altro discorso è approfittare della disponibilità del volontariato per incapacità di ristrutturazione delle strutture pubbliche. Questo è un altro discorso che forse prima o poi affronteremo. Allora, siamo giunti alla domanda con il dottor Minato. Io naturalmente dopo 3 mesi che sono così preso allo strego ho un comportamento aggressivo, ho uno sproloquio, sbatto la porta, eccetera, eccetera. Il dottor Minato sembra meno imbecille di altri suoi collaboratori, mi fa entrare in un secondo momento, mi fa presentare questa domanda, richiede un UVD, al CSM di Via Romana. Questa è un'altra fantomatica, no? Un altro fantomatico neo, cioè è il CSM di Via Romana, come si sono comportati nei miei confronti dal 2002, eccetera, eccetera, no? Quindi un'altra parte di questa collusione tacita istituzionale che io ho denunciato prima l'anno scorso, entrando nel merito, no? Allora, richiede un UVD, fa la domanda, passano 2 mesi, mi arrivano 400 euro una tantum. Io telefono di nuovo, aspetta, adesso andiamo un attimo a descrivere le mie situazioni. Allora, la luce me l'hanno tagliata, telefono me l'hanno tagliato, perché ovviamente non paghi le bollette, ricevo e basta, quindi non posso chiamare, io posso soltanto chiamare quando una persona mi viene a trovare che mi fa chiamare dal suo cellulare, posso chiamare gli uffici, eccetera, eccetera, il che io sono limitato. Allora mi arrivano questi 400 euro che non sono ancora tuttora andato a ritirare dopo circa una quindicina di giorni, perché? Perché la carta d'identità mi è scaduta, la patente mi è scaduta, di conseguenza non sono ancora riuscito ad andare all'anagrafe a rinnovare la carta d'identità, senza carta d'identità valida io non posso andare a ritirare i soldi. E se non riesco ad andare a fare la carta d'identità non posso andare a ritirare i soldi, quindi siamo sempre nella solita menata, no? Allora, arrivano questi, ok, il dottor Minato mi prospetta un altro intervento economico erogato dall'amministrazione di Monfalcone, una tantum, perché su questo mi viene un certo dubbio, cioè la discrezionalità che hanno gli assistenti sociali per decidere quanto spetta a chi. Cioè, su che basi, perché il dottor Minato non mi ha voluto rispondere su che regolamento comunale, io lo so benissimo, ma il regolamento comunale, anche se è stato modificato, non va a definire
definisce soltanto le linee di massima di intervento, ma non va a definire nel particolare il modo in cui si deve comportare un assistente sociale mentre mentre ricopre, diciamo, l'orario lavorativo, no? Ecco, allora, siamo arrivati a un altro punto fantoziano di tutta questa storia, no? Che è praticamente contributo comunale. Adesso non facciamo più la domanda per il contributo comunale, facciamo la domanda per il contributo regionale 6 mesi. Va bene, ma mi devo recare di nuovo per fare la stessa domanda, mi devo recare di nuovo presso i servizi sociali, no? Per fare un'altra domanda. Quando i documenti ce li hanno loro, sono gli stessi, che cazzo mi voglio vedere a fare se la situazione non è cambiata? Allora, mi viene fissato un primo appuntamento al quale non riesco a presentarmi, mi viene fissato un secondo appuntamento al quale non riesco a presentarmi. Mi è stata, allora, il dottor Minato si è comportato a modo, la prima volta che non mi sono presentato perché 20 minuti dopo l'orario fissato mi ha chiamato, mi ha fissato un secondo appuntamento. La seconda volta che non mi sono presentato, il dottor Minato non si è fatto vivo, io ho dovuto aspettare fino a mercoledì che venisse a casa mia questa persona per chiamare il dottor Minato, che mi ha fatto un po' girare le palle, perché scusami, ti sei comportato bene la prima volta, la seconda volta ti girano le palle e mi fai i dispetti. Com'è che funziona questa cosa? O si è dimenticato, ma visto che il dottor Minato non ha avuto non ha ritenuto suo dovere scusarmi per la sua mancanza, io mi sono incazzato, gli ho detto un po' di tutto, aggredendolo verbalmente al telefono, ma non certamente insultandolo, quindi estremi di querela per questo motivo qui non ci sono, dandogli semplicemente dell'incompetente, e che era dovere del suo ufficio chiamarmi, non come le sue colleghe che mi hanno lasciato a mesi senza informazioni di nessun tipo. Dopodiché il dottor Minato continua a non voler presentarsi al mio domicilio per invelocire questa cosa qua. Se io non riesco a venire, vieni tu. No, questo è paradossalmente è impossibile che facciano visite a domicilio quando so benissimo che queste vengono fatte, ma non a me. Perché io sono ammalato per fare l'UVD, non sono tanto malato per avere una pensione per depressione, visto che la mia depressione è di carattere reattivo, quindi conseguente a tutte le vicissitudini che ho avuto in questo periodo, non è diciamo quindi cronica, non sono cose di competenza mia, cioè dovrei avere un sussidio di carattere comunale o regionale. Ma però questa situazione non viene riconosciuta fino al punto che l'assistente sociale si reca al mio domicilio. Questo è un paradosso. Quindi abbiamo l'inizio del carteggio che è avvenuto poco tempo prima al passaggio delle competenze, perché l'ultima telefonata il dottor Minato ha negato che sono 5 mesi per avere 400 euro per fare una domanda. Ha negato. Va bene che io aggredendolo non è che posso avere chissà quali risposte mettendo sempre le persone nell'angolo, ma io non è che inveisco senza motivo. Dottor Minato. Ecco, allora non sono 5 mesi che io corro dietro all'assistente sociale per avere quello che mi spetta solo perché esisto, no? Dopo, ecco, ho dovuto inveire ulteriormente in altri momenti per avere le attenzioni che adesso il dottor Minato sembra avere nei miei confronti, ho avuto, perché ritorno a dire, no? Ecco, e quindi non so cosa fare altro che attendere, visto che adesso siamo a Monfalcone, il ballottaggio, attendere il nuovo assessore e vedere un po' che intenzioni ha questi, non solo nei miei confronti, in questo modo d'agire così allucinante, dove più stai male più vieni cacciato nella merda, in base a questo concetto di legalità
tanto professato da questi imbecilli di politici del centro-sinistra, e lasciamo stare il resto, no? Ecco. Allora, oggi dovrei trovare qualcuno che mi va a ritirare un referto medico di aggravamento presso il CSM di Monfalcone. E qui siamo le solite, perché dovrei trovare qualcuno che va al CSM a ritirare il referto. Dopo dovrei presentarmi presso la questura o il comando dei carabinieri a fare le denunce per lesioni nei confronti del sindaco di Monfalcone. No, perché è stato lui il cazzone che non ha voluto, anzi che ha preteso che il presidente dell'Ater mi sgomberasse. Purtroppo, come proprietaria dell'immobile, il comune ha titolo riguardo. Quindi io personalmente non ritengo perseguibile in solido il presidente dell'Ater, ma soltanto l'ex sindaco di Monfalcone, perché ormai le elezioni si sono svolte. Il signor Gianfranco Pizzolito ormai è ex sindaco. Poi, piccola parentesi, con una denuncia per lesioni sulla schiena, vediamo se in base al concetto di legalità si presenterà per le regionali, perché adesso è così, adesso sparisce un po' di tempo, no? È ancora presidente dell'ANCI, non so per quanto gli scade il mandato, no? Sparisce un po' di tempo, tra un po' ci sono le elezioni regionali, Gianfranco Pizzolito dopo rispunta per le regionali del Friuli Venezia Giulia, no? Questo è poco ma sicuro. Allora, ma siccome a quel punto lì avrà una denuncia in corso per lesioni, no? Voglio vedere in base al principio di legalità come farà a candidarsi. Perché questo, io sarò depresso ma non idiota. E questo è il concetto che hanno espresso, cioè che hanno, e questo è il punto che hanno usato contro di me. No? Io povero, morto di fame, occupo case e sono un delinquente, no? Allora, Gianfranco Pizzolito, ex sindaco di Monfalcone, tra un po' ex sindaco dell'ANCI, no? Denunciato per lesioni per uno sgombero, si presenta candidato alle regionali. Ma questo è un punto che staremo a vedere come va a finire. Allora, quello che volevo questa mattina sono le 13:17. Oggi mi sento un po' meglio, in questi ultimi giorni sto dormendo come un ghiro. Ribadisco che tutte le mie cose, l'avvocato non l'ho ancora trovato. Ah sì, una cosa interessante è che il dottor Minato si è impegnato a darmi la lista degli avvocati del gratuito patrocinio del Foro di Gorizia, però non ha voluto prendere impegno sulla data per la quale mi fornirà questa lista. Questo comporta che se il dottor Minato, che faccia o non faccia, trova questa lista, che me la fornisca o meno, non ha un limite di tempo, i miei procedimenti penali, avendo un limite di tempo per presentare istanza di ricorso, questo è un altro fatto che qualcuno dovrà spiegare in diversa sede. Perché ho già detto purtroppo al dottor Minato, mi dispiace, ma lei dovrà venire a spiegare come mai in 5 mesi per un'erogazione di un servizio, come mai se il suo dovere è quello di aiutarmi, avendo chiesto un UVD, eccetera, eccetera, non mi aiuta, no? Io ho dovuto fare questioni per farmi fornire una lista, no? Di avvocati che dopo, una volta che ho la lista, mi dovrà spiegare il dottor Minato se non sono andato a prendere i soldi con cosa fare, come telefono. Quindi è una cosa molto interessante questa, no? Che come al solito gli assistenti sociali, una piccola parentesi, gli assistenti sociali si vanno a operare in situazioni di povertà, di emarginazione, quando non sanno cosa significhi vivere in questo modo, e tantomeno hanno un'apertura mentale sufficiente per usufruire della mia disponibilità nei loro confronti per andare a fare
un brevissimo stage di cos'è la povertà a Monfalcone, come si vive, chi vedi, eccetera, eccetera, perché anche il dottor Minato, quando ho detto gli sono solo, mi ha detto ma non puoi andare a socializzare il drop-in, al drop-in tranquillamente ci sono solo alcolisti e tossici, no? E io invece di uscire, no? E questo è un consiglio contrario a quello che è il reinserimento sociale, no? Io non sono pazzo, non sono alcolista, non sono tossico, cioè non sono pazzo, non ho disturbi mentali di carattere cronico, invece di fare un reinserimento sociale in cioè in un gruppo di persone sane, no, mi vai a consigliare di frequentare persone che hanno tutti dei problemi abbastanza grossi. Cioè, il dottor Minato di idiozie ne ho sentite parecchie, ma prosegua così che la sua stupidità va a finire su, cioè la conosce tutto il mondo. Ecco. Questo è il modo di operare degli assistenti sociali di Monfalcone. Ancora devo spezzare una lancia a favore di questo assistente sociale, ancora il meno peggio di quelli con le quali ho avuto a che fare. Dopo è ovvio, perché io non ho mai voluto chiedere un sussidio economico al comune. Uno, perché non ero comunque in una condizione diversa da quella attuale, che mi permetteva comunque di fare dei lavoretti, ho vari testimoni di chi mi ha dato lavoro, che si tratta del mio ex parroco di Fogliano che mi ha battezzato, che si tratta di una famiglia di una mia amica alla quale 2 estati fa, facendo dei lavoretti eccetera eccetera, avevo un minimo di entrate. Adesso che sono veramente con le pive nel sacco chiedo aiuto, e più di aiuto ho problemi. Ho problemi perché questi non capiscono un cazzo della mia situazione, non vogliono muovere il culo da quel cazzo di loro ufficio perché loro ritengono questo, ritengono quell'altro, non danno chiari riferimenti legislativi o di regolamento sul quale io posso andarmi a studiare, vedere un po', così so già cosa posso o non posso chiedere. O una volta che incontro l'assessore so già che articolo suggerire di modificare, in che modo, per ottenere che risultato, e questo è il punto fermo di questa amministrazione, no? Che poi si fanno sulla provincia la campagna elettorale, il PD, eccetera, eccetera. Lasciamo stare, che delle comunali non ne voglio parlare perché non ho mai visto tanta ipocrisia e tanta merda concentrata in così poco tempo. Da parte di tutti, di tutti, di tutti. Chi non era seduto sulle sediette del comune non ho potuto dire niente perché sono dei fancazzisti che non hanno fatto niente. Allora, se non fai niente non posso recriminarti niente. E questo hanno salvato la Cisint, il PDL, la Lega, che poi la Lega lasciamo perdere, è una cosa molto interessante della Lega, no? Della Lega Monfalcone, di Razzini, no? Che corre dietro sempre lasciamo stare, che non ho voglia di fare un video troppo lungo. Concludendo, quello che le volevo dire era praticamente i tempi lunghissimi per ottenere cosa, il comportamento non sempre professionale degli operatori, la carenza la carenza di percorsi realizzabili, e come al solito che mi ritrovo in una situazione disarmante dove per fare la denuncia al sindaco devo andare al CSM, dopo devo andare al commissariato. A Monfalcone non c'è questura, c'è commissariato, devo andare comunque presso un comando di forze dell'ordine, e tutto questo non avendo questa mobilità diciamo normale, sono limitato temporaneamente nella mia mobilità, no? E tutto questo non viene mai preso in considerazione. Va bene? Allora 13:24 di una splendida giornata di maggio a Monfalcone, Matteo Gilberto vi saluta. Ciao.